come? Ehi, ehi, che den? Ehi, ehi, ehi. 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 Ehi che viene fuori da sta valanga. Ehi. Ehi. Ehi che viene fuori. Fuori. Ehi, su. Su, su. Ehi, su. Su. Dai, passa su, su. Su che nena. Dai, passa su. 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 Ehi, passa su. 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 Per dare il via a questa festa del centenario della famiglia cooperativa di Malé, centenario che nel frattempo causa Covid sono diventati 102, ma l'occasione è comunque propizia ovviamente per fare festa e per un momento che vuole anche ripensare a le cose belle e anche difficili vissute dalla famiglia cooperativa in questo secolo di storia, ma l'obiettivo di tutto il consiglio direttivo e del presidente Rausti era quello di invitare tutta la cittadinanza e le autorità per un momento che voleva lanciare le basi per altri 100, meglio altri 102 anni di grande successo. E quindi chiamerei qua subito con me per fare gli onori di casa il presidente della famiglia cooperativa Alessio Rausti. Grazie a tutti di essere intervenuti. Prima di tutto grazie ai nostri soci che frequentano i nostri punti vendita con assiduità. Ecco, devo ringraziare le numerose, ho visto, autorità intervenute, le autorità civili, i rappresentanti delle istituzioni. Non li nomino perché ho paura di dimenticare qualcuno, ma sentitevi tutti stretti in un grande abbraccio. Ho visto parecchi sindaci, parecchi amministratori di cooperative, i nostri colleghi, i vertici del site della federazione. Ecco, li saluto tutti con affetto. Allora, ci troviamo a celebrare un giorno di festa. È un giorno importante per la nostra cooperativa, 100 anni sono un traguardo impegnativo, vuol dire che abbiamo tenuto nel tempo e vuol dire che abbiamo una buona prospettiva davanti. Le cose ci fanno guardare al futuro con un certo ottimismo,
come al solito in tutte le organizzazioni ci sono dei problemi, ma sono i problemi della vita quotidiana, cercheremo di affrontarli con lucidità e impegno, e credo che questo impegno che noi mettiamo nel nostro lavoro sia il miglior modo per rendere omaggio e rendere onore a chi ci ha preceduti e ai nostri fondatori. È un'istituzione, quella della cooperazione, un istituto che è una delle travi portanti anche della nostra autonomia. È nata in periodi difficili come risposta alla miseria, si è poi sviluppata come particolare modo di vita delle nostre piccole comunità. Nasce sulla base di premesse storiche importanti, la gestione dei beni comuni, delle forme proto-cooperative, che erano forme di associazione quando ancora non esisteva la cooperazione in senso moderno, si sviluppa nei periodi economicamente difficili, prima di tutto come risposta economica ai bisogni primari, e prende forma in modo moderno quasi come una scelta culturale, quasi come un modo di gestire la nostra autonomia. Ecco, se vogliamo, come dicevo prima, rendere onore ai fondatori, credo che il miglior modo sia quello di gestire le nostre imprese con impegno, sapendo bene che sono imprese economiche e quindi dobbiamo avere situazioni economico-finanziarie solide, basi economiche solide che ci permetteranno anche di svolgere quella funzione sociale che sembra secondaria ma non lo è. Viviamo in territori che, anche se economicamente sembrano floridi, sono comunque territori piccoli e marginali rispetto ai grandi flussi delle grandi pianure, sia del nord Europa che delle zone padane. Quindi ecco, il nostro impegno sarà quello di dare sviluppo alle nostre comunità. Ecco, io ringrazio di nuovo tutti, auguro a tutti un buon lavoro. Ricordo che l'ospite d'onore di questa giornata è il nostro direttore Vito Pederniana, che a fine mese raggiungerà la pensione, e gli dedicherei un grande applauso. Io invece vi voglio parlare di solidarietà. L'abbiamo anche qui questa parola che è molto importante. La famiglia cooperativa, non tanto tempo fa, durante il Covid, dobbiamo ricordarci che portava chi ne aveva bisogno la spesa a casa. Sembra una cosa banale, però in quel momento lì non ci siamo sentiti abbandonati, eravamo tutti uniti da un filo, quel filo che ci porta comunque sempre a essere solidali con l'altro. La famiglia cooperativa è anche questo. Non più tardi di questa mattina ho chiesto aiuto alle ragazze della famiglia cooperativa per un disguido, e loro ci hanno aiutato, ha aiutato il comune. È questo che vuol dire anche famiglia cooperativa. Questa è la cooperazione, è un aiuto, è un dare un qualcosa in più. È vero, le cose economiche servono, però a volte è meglio fare una strada in meno, ma un qualcosa di più tutti assieme. Quindi io dico, la mia cooperativa, sono anche emozionata perché in quel libro c'è anche mio padre, che è stato presidente della cooperativa di Malé, e quindi per me è anche un fattore molto particolare, ne lo sento come se fondiamo in una famiglia. Ecco, quindi avanti con la cooperazione, perché è la cosa principale che abbiamo, e la famiglia cooperativa Malé e Di Maro è uno dei punti importanti dei nostri comuni. Quindi avanti, e grazie a voi che ci siete tutti, grazie alle autorità e grazie veramente anche alle ragazze che lavorano e ai ragazzi che lavorano all'interno della cooperativa, e un grazie anche al direttore che ci lascia per un altro direttore. Grazie a voi. Sì, grazie al Presidente Rauzi e al Consiglio di amministrazione per l'invito. Purtroppo il Presidente Simoni oggi non è potuto intervenire per un impegno improvviso, comunque ha chiesto di portare i suoi saluti
e un saluto da parte sua, da parte mia personale come vicepresidente della Cooperazione Trentina, per la Federazione Trentina della Cooperazione, scusate, come vicepresidente, e di tutti gli altri consiglieri. Oggi è una giornata veramente speciale. Generalmente si interviene all'assemblea e l'assemblea viene raccontato quello che è stato fatto in un anno. Oggi invece viene raccontato quello che è stato fatto in 102 anni. È un'eredità molto importante. Io sono anche amministratrice di una famiglia cooperativa e vi assicuro che pensare a quello che hanno fatto chi ci ha preceduto è qualcosa di davvero emozionante, perché comunque noi vediamo il risultato oggi e, come diceva il vostro Presidente, come posso dire, già proiettata questa famiglia cooperativa verso il futuro. Ma è altrettanto vero che se questo è possibile è perché qualcuno prima di noi ha lavorato molto bene, hanno lavorato bene gli amministratori, ma indubbiamente poi c'è stata anche il crederci dei soci, e quindi questa famiglia cooperativa, come tutte le famiglie cooperative, avranno futuro quando i propri soci ci mettono e ci metteranno il cuore. Quindi lunga vita a questa famiglia cooperativa e a tutte le cooperative trentine. Grazie. In primo luogo fatemi dire, io non mi sento un'autorità, mi sento un operatore di questo settore, evidentemente dal centro, da Trento, che deve sostenere e supportare le cooperative che operano nelle periferie e che svolgono quotidianamente il loro lavoro. E quindi è in questo contesto evidentemente che festeggiare 100 anni di una famiglia cooperativa, 100 anni di un'entità cooperativa, è un indicatore, fatemi dire, di grande resilienza, una capacità di adattarsi ai momenti, ai contesti, di rappresentare in maniera adeguata il proprio territorio, i propri soci, la propria comunità. Io credo che, come diceva prima il Presidente, abbiamo fatto tanto lavoro, hanno fatto tanto lavoro in passato. La cooperazione è una realtà che permea all'interno della nostra società, la presenza del Presidente della Cassolale Valorz, di entità dei consorzi agricoli, evidentemente è altrettanto un indicatore di importanza della cooperazione, fatemi dire, a fianco delle famiglie cooperative. Alla fine operiamo tutti con gli stessi principi. E noi però, io credo che dobbiamo avere attenzione a una cosa che forse oggi non sempre la teniamo presente, è l'aspetto intergenerazionale, è l'aspetto del futuro. È evidente che una realtà economica o sociale che sia può progredire se, come dire, per certi aspetti, fatemela dire così, unisse quel detto, no? Se i giovani sapessero, i vecchi potessero. Ecco, questa è una realtà che deve combinare sapientemente l'esperienza delle persone che hanno vissuto e che hanno, come dire, un pregresso, con la forza e la capacità dei giovani. E a tutte le persone che sono in sala io dico, dobbiamo affidare un compito, che è quello di trasmettere i valori della cooperazione e l'importanza della cooperazione alle nuove generazioni. Se noi non avremo nuove generazioni che prendono in mano queste realtà, che sentono come dire, la passione, il cuore, l'anima pulsante dello spirito cooperativo, evidentemente il rischio è che sia un qualcosa che si spegne progressivamente, e questo noi non ce lo possiamo permettere, io credo. Quindi con questo pensiero, e fatemi dire con un grandissimo ringraziamento a Vito, col quale abbiamo collaborato in momenti difficili anche della famiglia cooperativa, e a Romedio e ai presidenti che hanno proceduto, l'Alessio e il Romedio, perché non sempre le cooperative funzionano bene. Fatemi dire, è un po' come per le persone, tutti quanti capita nella vita di passare dei momenti in cui magari lo stato di salute non è ottimale, e in quei momenti è importante avere qualche compagno che ti possa affiancare, che ti possa dare una mano per uscire dalle situazioni di criticità. Per cui oggi, come dicevo, non come autorità ma come operatore di questo mondo, fatemi dire un grandissimo ringraziamento a Vito Pedergnana e agli amministratori che hanno accompagnato il Vito in questi ultimi anni. Grazie di cuore. In primis va al Presidente Rauzi per l'invito, ma soprattutto per aver voluto
questo importante momento, molto significativo per la tua comunità, per la tua famiglia cooperativa, perché questo è un traguardo importante, è un traguardo che è giusto festeggiare e festeggiarlo con le persone, ma soprattutto con i soci, con il personale. Anch'io saluto il direttore Pederniale che, come abbiamo sentito, tra poco va in pensione per un meritato riposo dopo tanti anni di lavoro, ma come ben sappiamo chi fa la differenza all'interno di queste cooperative in primis è il direttore, tutto il personale, accompagnato e guidato dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione. E credo quindi che il grazie che è stato fatto al direttore sia sicuramente meritato, e questa è anche l'occasione nel momento anche dei festeggiamenti per dire ancora una volta un grazie importante. Questo traguardo l'abbiamo sentito e soprattutto questa comunità lo vuole festeggiare per saper riconoscere quello che è un valore importante in questo momento, ma che lo è stato maggiormente in passato, perché lo sappiamo benissimo, quando sono nate le cooperative erano tempi molto difficili. E bene l'ha detto oggi il Presidente Rauzi in quell'intervista rilasciata ad un quotidiano locale. Erano tempi di miseria, tempi difficili, dove attraverso la nascita della cooperazione è stato un momento per tante persone di avere un faro, di avere una guida che in quei momenti non c'era. E voi sapete benissimo che la cooperazione è nata grazie a Don Lorenzo Guetti, che è stato ricordato questo venerdì scorso, in occasione dei 120 anni dalla morte, proprio il 19 aprile, in una messa celebrata da Don Marcello Farina a Vigo de Maso. E Don Marcello ha detto che Don Lorenzo Guetti è un testimone di grande saggezza, di solidarietà, di dignità e di grande umanità. E io credo che quelle parole ancora oggi abbiano un valore, perché dove è nata la cooperazione, soprattutto in quei territori dove Don Lorenzo Guetti ha fatto il sacerdote, ancora di più forse che nel resto del Trentino, erano terre difficili, governate da pochi, dove l'usura era di casa, e il mondo della cooperazione ha saputo invertire quella tendenza. Allora bene avete fatto con questo momento celebrativo oggi, ma soprattutto anche per quanto il professor Uderrico Fantelli poi presenterà con il suo libro, perché rievocare, ricordare, riportare all'interno di quel documento saranno sicuramente le storie, ma saranno i momenti che nel corso dei 100 anni questa famiglia cooperativa ha lasciato un grande segno, e anche in questo momento all'interno della Val di Sole è un punto di riferimento importante per Malé, per Di Maro, per Monclassico e per Madras, dove sono dislocati i punti vendita. E l'ha detto bene prima anche la sindaca di Malé. Queste famiglie cooperative, certo, che devono avere anche e far tornare i conti e i bilanci, è importante. E questa famiglia cooperativa è in buona salute. E quando una cooperativa è in buona salute è perché è amministrata bene e perché i soci sono fedeli a quella cooperativa. Ma non è sempre così, no? Ma la famiglia cooperativa ha anche un valore sociale. E credo che i 2 anni di Covid abbiano dimostrato molto bene quella che è stata l'importanza, quello che è stato il grande valore di queste nostre realtà, dove ancora una volta erano dei punti di riferimento, e guai se non ci fossero state. Ecco quindi che di fronte a questo la politica deve avere una sensibilità e un'attenzione,
e credo che quello che è stato fatto in tanti anni vada nella giusta direzione anche per rafforzare attraverso quelli che sono aiuti importanti e significativi. Voi su quei 2 punti vendita beneficiate di un contributo, ma è un contributo che vi spetta, che anche altri potrebbero beneficiarne, ma guarda caso gli altri non aprono, perché questi aiuti non sono solo per il mondo della cooperazione, sono per tutti, anche per i privati, ma guarda caso l'80% viene utilizzato dal mondo della cooperazione, perché la cooperazione ha queste sensibilità. Allora io dico da assessore alla cooperazione che anche nel corso della passata legislatura abbiamo anche aumentato questi importi, perché crediamo che siano necessari per garantire a volte, forse non è il vostro caso, ma la sopravvivenza, perché quando non c'è più un punto vendita in un paese, in una frazione, credo che quella frazione ha perso moltissimo. Allora il grazie da parte mia va a voi per quello che state facendo, per questi 100 anni di storia, ma soprattutto anche per il servizio che garantite, dove siete sempre in prima linea per rispondere alle esigenze dei soci, dei vostri clienti, ma io dico all'interno di questa valle non solo a loro, anche agli ospiti, a chi viene da via e che sicuramente apprezza quello che è il servizio che il mondo della cooperazione sa garantire. La famiglia cooperativa di Malé quindi è un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità, ma a fianco della funzione commerciale, come ho detto, garantisce anche una funzione sociale, che oggi soprattutto è quella forse più importante, perché l'abbiamo visto in quei 2 anni di Covid, dove le persone potevano sì fare la spesa, ma era anche un modo per socializzare. Quando qua i residenti possono quindi incontrarsi, confrontarsi, in una parola sola, fare comunità, che credo che questi siano i valori oggi ancora più significativi, più importanti. E queste cose, mi viene da dire, che devono essere trasmesse, devono essere portate all'attenzione dei giovani, perché l'ha detto bene il Presidente prima, queste funzioni è necessario fare cultura, farlo già nelle scuole, trasmettere quelli che sono i valori che hanno permesso al Trentino oggi di poter essere presentato sull'esterno così com'è. Grazie a cosa? Grazie alla storia della cooperazione, che in più di 130 anni ha reso possibile questo. Poi lo sappiamo, ci sono anche a volte delle negatività, ma anche lì bisogna saper intervenire, curare e migliorare, ma il grande della cooperazione ha lasciato un segno grande, e oltre alla cooperazione il segno l'ha lasciato, e qui l'ha detto bene il Presidente, la storia della nostra autonomia, che ha permesso questo e che ha permesso ancora una volta che il Trentino si possa distinguere. E io dico, di fronte a quelli che sono scenari sicuramente diversi da quando è nata la cooperazione, oggi non siamo in queste condizioni, però io dico una cosa, di fronte a quello che sta succedendo anche in Trentino, e mi riferisco in modo particolare a 2 temi che io tra l'altro come assessore alla salute e alle politiche sociali devo assolutamente attenzionare, che sono il calo demografico importante, significativo, perché in 10 anni siamo passati da 4.600 nati a 3.500 e questo ci deve far riflettere. E l'altro tema riguarda l'invecchiamento delle persone, dato sicuramente positivo, ma al quale dobbiamo anche dare risposte. Ecco, su questi 2 temi io credo che ancora una volta il mondo della cooperazione potrà dare le giuste risposte se chi ha la responsabilità politica sa farsene carico, e a sua volta e nei vari livelli, amministratori, sindaci, presidenti di comunità sanno interpretare fino in fondo quello che è il giusto valore. La vostra realtà è bella perché credo che qui il mondo della cooperazione ancora una volta si sappia distinguere. C'è in sala l'amico Claudio Valorz, che è presidente della Cassa Rurale, ne parlavamo prima,
ancora di più credo che avere ancora in Val di Sole la Cassa Rurale è altrettanto importante, perché sappiamo oggi quel percorso che ha portato anche a grandi fusioni, non so se fin quando anche questo è utile. Io credo che realtà come queste vadano difese nell'interesse della comunità, vadano difese nell'interesse delle persone che hanno scelto di vivere all'interno di queste comunità, e ancora una volta il mondo della cooperazione, a mio modo di vedere, potrà fare la differenza soprattutto per evitare quello che in altre regioni limitrofe sta succedendo, che riguarda lo spopolamento. Questo in Trentino fortunatamente non c'è stato, perché in passato la politica ha avuto delle sensibilità e delle attenzioni, ma se andiamo a guardare nel resto del nord Italia, dal Piemonte alla Lombardia al Veneto al Friuli, in montagna ormai c'è poco. Facciamoci carico quindi ognuno per le proprie responsabilità per difendere questi valori, ma partendo da quelli veri della cooperazione, che ancora una volta sa dimostrare questi importanti valori, e la famiglia cooperativa di Malé ne è un esempio. Quindi da parte mia grazie per questo invito, grazie per questo momento che avete voluto condividere con la vostra comunità, con i vostri soci. Buon compleanno alla famiglia cooperativa di Malé e lunga vita per i servizi che potrà ancora garantire. Si capisce se si legge e dovete leggerlo, io vi posso solo fare una presentazione il più possibile veloce e sintetica. Il titolo l'ho scelto proprio io, volevo sottolineare quello che poi è stato magnificamente espresso dagli altri persone che sono intervenute. Cosa volevo? Allora, visto che era qua con noi, lo richiamiamo questa volta in altra veste di ex presidente, il dottor Udarrico Fantelli. L'Adriano dal PES credo che sia a preparare il coro, quindi lo premieremo dopo. Ivaldo Angeli, allora chiamiamo qua per la premiazione ex presidente Ivaldo Angeli, eccolo laggiù. E concluderei con il Lino Michelotti. E ricordiamo appunto il presidente dal PES che al momento è giù a preparare il coro, a scaldare il coro, quindi allora un bel applauso per tutti i direttori e ex direttori che ci hanno accompagnato in questo secolo di storia, e un applauso virtuale lo manderei anche a quegli altri molti che purtroppo non sono più con noi, ma che sicuramente ci hanno aiutato in qualche maniera a raccogliere questa importante eredità fino al giorno d'oggi. Allora Vito, possiamo passare ai soci o ex direttori o soci, anche per la presenza soprattutto. Vorrei fare solo una piccola pubblicità. Anche
Vito, ti tengo il microfono. La usa il bastone, ma tu una scusa non è vera, no? Devi dire la verità. Voglio fare una precisazione sulla Carlotta, perché l'anno scorso, quindi parecchio tempo fa, no? Mi ha richiamato sull'omaggio dell'assemblea, quindi ha saputo precisare che come distribuivamo un buono sconto in percentuale, e rimarcava che insomma da sola lo sconto incideva troppo poco, no? E aveva tutte le ragioni. Non ho fatto altro che adeguarmi ai suoi consigli e quest'anno abbiamo fatto il buono sconto in termini di 20 euro o quello che era, quindi seguendo i consigli della nostra centenaria. Complimenti, perché l'altro giorno il cooperativo fa la spesa, quindi non è che... È la scala che ci è imbrogliati qua. Qui la scala ecco. Grazie. Allora con calma. Chiamerei gli altri, vediamo se sono presenti. Allora abbiamo detto Celeste Albasini, poi abbiamo la signora Marta Marinelli, se è presente, altrimenti se c'è qualche parente che può ritirare. Poi abbiamo Giancarlo Tomazzolli e il socio Angelo Marinelli. Aspettiamo, lo facciamo salire, un attimo di pazienza. Ma sì, dai. Scusa, ho detto sulla signora, guarda, sicuro. Sulla signora. Sì, salga pure dalle scale. E allora un grazie ancora una volta a tutti i soci, a quelli più giovani, quelli più navigati, che tutti i giorni ci scelgono per i loro acquisti. Premio allora il Presidente. Grazie anche lo diamo a tutti gli altri 952, se non sbaglio, soci che tutti i giorni ci aiutano con il loro operato a crescere ed essere presenti sul territorio. Abbiamo ulteriore targa, grazie ancora una volta. Vito, abbiamo un'ulteriore targa per la sua preparazione professionale, ma anche per la sua carica umana, per la sua empatia, per il modo in cui sa rapportarsi con i presidenti, con i consigli di amministrazione, con il personale. Credo che anche il personale gli sia riconoscente. Grazie Vito, a nome della cooperativa di Malé. da parte di tutto il consiglio direttivo, il presidente e i soci, un grazie. Due parole però Vito ce l'aspettiamo. A dire la verità, prima mi sono sbagliato, ho detto ho parlato troppo, no? È stato parlato troppo poco per elencare i 100 anni della cooperativa e quindi non posso aggiungere altro a questo, perché con i relatori che c'è stato prima, soprattutto il professor Fantelli, per presentare i 100 anni è difficile aggiungere qualcosa. Ho una cosa così un po', perché a volte mi chiedono cosa vuol dire essere cooperatori. Allora,
e ci dicono e ci dipingono la nostra concorrenza o le imprese per capitali e dicono ma loro sono imprenditori. Dico, per me è molto facile fare l'imprenditore. Fare l'imprenditore cooperatore, che io non lo sono perché sono dipendente della cooperativa, l'imprenditore cooperatore è molto, molto più difficile, perché l'imprenditore normale basta che si impegni a produrre il massimo profitto a scapito di qualunque altra cosa e il suo obiettivo è raggiunto. Noi dobbiamo lavorare completamente diverse, anzi voi da qui in avanti, e sarà quello di garantire continuità alle cooperative producendo del reddito, ma con molta attenzione a non gravare sulle famiglie prima, cioè voglio dire caricare i costi dei servizi precedentemente per creare ricchezza. Il professor Fantelli l'ha citato, meglio guadagnare pochino e garantire subito, no, la possibilità delle famiglie di mantenere il suo tenore di vita, soprattutto in tempi di guerra che sono stati ripercorsi questa sera. Ma guardate che non è mica, sarà diverso, però non è proprio così facile nemmeno oggi. Ci sono situazioni che hanno la necessità di essere così, e quindi poi le aziende, una volta prodotto la ricchezza, le famiglie cooperative, sono ancora a sua volta pronte a ridistribuirli sul territorio con dei piccoli contributi o con sul trattamento di vari interventi, o creando un capitale sociale. La nostra cooperativa di Manè è proprietaria di 2 grandi supermercati, è un capitale vostro di soci, ma soprattutto della comunità. Quindi non è che quello che si produce dopo va nelle tasche di qualcuno. I nostri utili sono indivisibili, quindi rimangono in capo alla società. Adesso mi è sfuggito perché devo dire qualcos'altro. La cooperativa, aggiungo solo questo sul centenario, la famiglia cooperativa di Manè è nata con il nome Famiglia Cooperativa di Manè, la seconda edizione, quella del 22, e dintorni. Trovate nel libro una conferma molto chiara. Dei presidenti ce ne sono 7 di Manè, 5 di Maro, 2 di Croviana, 1 di Rabbi e 1 di Terzolas. Quindi veramente è stata fatta la cooperativa per i dintorni della bassa valle, della media valle. Ecco, cosa che non è stato scritto da nessuna parte, in nessuno statuto che prevedeva che il presidente Ivaldo, piuttosto che il Mattarei che era di Rabbi, no, era stato prescritto. Sono stati soci, c'era già questa apertura, no, nei confronti della comunità allargata. Quindi a tante volte è meglio non scrivere niente e fare. E i nostri predecessori hanno fatto, lo hanno fatto e dimostrato. Ecco, un piccolo flash: negli ultimi anni che ho lavorato in cooperativa di Manè, sono arrivato vicino alla pensione, perché sono pensionato da 4 anni e mezzo ormai, e mi è stata consegnata una società che c'era qualcosina da sistemare, ma era mica disastrosa. La cooperativa viaggiava, non è che non viaggiava, però girava su strade ghiacciate, permettetemi questo confronto, su strade ghiacciate con le gomme lisce estive. E quindi con il Consiglio di amministrazione abbiamo impostato tutto questo lavoro di risanare un po' la situazione pregressa e lanciare la copertura sul futuro. Siamo stati anche fortunati perché l'investimento di Maro ha prodotto degli ottimi risultati, trascinando anche la sede di Manè. Quindi oggi abbiamo una famiglia cooperativa, diciamo così, moderna, adeguata per affrontare il futuro. Ecco, a questo punto un grazie a tutti i soci. E allora
Siamo pronti per partire con la presentazione dei brani. Il primo brano sarà Guarda la luna, armonizzazione di Luigi Pigarelli, canzone popolare trentina, comune anche nel Veneto. L'origine popolare è confermata dall'incedere quasi solenne della melodia. Per una strana analogia, la frase musicale «Oi cara mamma, mi vago a prendere l'acqua, là c'è il mio amore che alla fontana aspetta», che accompagna il secondo verso, è quasi identica al ritornello del canto Gran Dio del cielo. Iniziamo questo concerto con Guarda la luna, armonizzazione di Luigi Pigarelli. Chiedo gentilmente a regia se si può leggermente abbassare le luci. Nel frattempo abbiamo La penna dell'Alpino, canto degli Alpini, con armonizzazione di Luigi Pigarelli. Gli Alpini hanno contribuito in modo determinante a creare il vasto repertorio dei canti di montagna, scrivendo molti dei brani più famosi. Prive di retorica, queste autentiche poesie testimoniano le triste condizioni e i sentimenti dei soldati in guerra. Il canto La penna dell'Alpino non risulta conosciuto prima dell'ultima guerra, ove apparve la prima volta sicuramente sullo spunto di una vecchia melodia popolare. La penna nera per l'alpino indica la traccia della vita, la strada su cui batte il sole, cala la neve e se cade in mezzo ai fiori non gli importa di morire. La penna dell'alpino.
Salieri a 100 penni, malalpine ne ha una sola, un po' più lunga, un po' più mora, sull'alpine la porta. Un po' più lunga, un po' più mora, sull'alpine la porta. Là sui monti vien giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, sull'alpine rimane lassù. Ma se venisse anche l'inferno, sull'alpine rimane lassù. Se dall'alto di un vocale confortate i vostri cuori, perché se cade in mezzo ai fiori non importa di morire, perché se cade in mezzo ai fiori non gli importa di Chiedo alla regia di spegnere le luci in sala, gentilmente. Poi andiamo con Toni Nente a Crozzar, testo e musica di Nazareno Taddei. È la più nota fra le composizioni dell'autore Solandro, Nazareno Taddei, gesuita, plurilaureato, diplomato in conservatorio, critico cinematografico. Toni Nente a Crozzar, molto apprezzata per il testo e per la linea melodica, ha conosciuto svariate rielaborazioni e armonizzazioni, fra le quali la più nota è quella di Silvio De Florian. Questa è la versione originale dell'autore. Toni Nente a Crozzar. Torni Nente a Crozzar, torni Nente a Crozzar, su bei crossi della
L'origine di questo canto merita una segnalazione particolare. Esso infatti venne creato in prigionia dai soldati trentini, costretti a combattere nell'esercito austriaco nella guerra 14-18. Fatti prigionieri in Galizia, essi vennero concentrati in Siberia, dove rimasero per molti anni. È sorprendente in questo stupendo canto l'assimilazione del modo di cantare dei cori russi, un esempio vissuto delle metamorfosi del canto popolare che diventa cronaca, storia e talvolta vera arte. Siamo prigionieri, trascrizione di Renato Dionisi. Prigionieri di guerra, siamo sull'ingrata terra, siamo sull'ingrata terra, siamo prigionieri di guerra, siamo e descrive la gioia genuina di chi ha terminato il servizio militare. Non c'è astio verso il periodo di leva, ma piuttosto orgoglio per il dovere compiuto ed un simbolico passaggio di consegne alla recluta che dovrà continuare alla conquista del territorio sul campo di battaglia, con l'armonizzazione di nunzio montanari motorizzati a piedi.
Il 16 settembre nessun se l'aspettava, la cartolina è giunta, ci tocca dipartire, ci tocca dipartire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor, ci tocca dipartire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. Da casa siamo partiti al corpo destinati e giunti al reggimento al fronte ci han mandati, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far dell'auto, motorizzati a piedi, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far dell'auto, motorizzati a piedi. E a te brutta cappella, t'affido la mitraglia per conquistar la terra sul campo di battaglia. E venirà quel dì che canteremo così, finita la naia, a casa al fin si va. E venirà quel dì che canteremo così, finita la naia, a casa al fin si va. Abbiamo un altro canto degli alpini, sui monti fioccano. È un vecchio canto popolare trentino passato in eredità agli alpini, che lo cantavano per consolare la loro nostalgia di casa. Il soldato scrive l'amorosa, una lettera sgrammaticata ma piena di sentimento e con le parole d'oro, con l'armonizzazione di Luigi Pigarelli, sui monti fioccano. Sui monti fioccano, la neve s'avvicinano, iscriverò, rosinano le vene del mio cuore. Iscriverò, rosinano le pene del mio cuore. Iscriverò, rosinano le pene del mio cuore. Ti scriverò
canto della resistenza di provenienza slava, trasferito nelle formazioni italiane attraverso i contatti operativi nella parte orientale dell'arco alpino. È caratteristico, in questa melodia fiera e cadenzata di tonalità minore, il passaggio transitorio al maggiore per il successivo ritorno al minore. La trascrizione di questo canto è stata curata da Luigi Pigarelli attraverso valli e monti. Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigian per scacciare l'invasore all'istante non domani. Attraverso valli e monti, fiero avanza il partigian per scacciare l'invasore all'istante non domani. Essa rossa le bandiere tinte nel sangue dei partigian, giù dai monti a val de schiere, sotto il fuoco avanti van. Essa rossa le bandiere tinte al sangue partigian, giù dai monti a val de schiere, sotto il fuoco avanti van. Combattiamo per vendicare tante infamie e atrocità, combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà, combattiamo per vendicare tante infamie e atrocità, combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. La canzone ottocentesca di stampo romantico fu tramandata dai soldati trentini che militavano nell'esercito austriaco. L'addio alla propria bella è mitigato dalla speranza di poter finalmente baciare i suoi capelli là sul campo della vittoria. Con l'armonizzazione di Andrea Mascagni, Era sera. Era sera d'un giorno di festa, la mia bella mi stava accanto, mi diceva io t'amo tanto, sì te lo giuro davanti ai tuoi piedi. I tuoi occhi son neri, son belli, i tuoi capelli sono di oro. Per te vivo e per te morro, sì te lo giuro, sì
concerto con Il Magnano, armonizzazione coro Montecauriol. Noto canto lombardo, Il Magnano era un artigiano itinerante che svolgeva il suo mestiere nelle piazze dei paesi, utilizzando una piccola fucina portatile alimentata a carbone, con la quale riparava e stagnava il pentolame di ferro e rame. I suoi contatti erano in prevalenza con le massaie, con le quali potevano presentarsi occasioni invitanti, ma a volte pericolose e dagli esiti trasicomici. Il Magnano. Donne, donne, che chi il Magnano, che il cavoia della burra, e se capì qualcosa di aggiustare, oh donne che il Magnan, che il cavoia della burra, e se capì qualcosa di aggiustare, oh donne che il Magnan, che il cavoia della burra. Salta fuori una scusotta con in mano pignata rotta e se me la giuste de galanton mi si ve baseria de nascoste del meon e se me la giuste de galanton mi si ve baseria de nascoste del meon. Il marito dietro l'uscio che l'aveva sentito tutto le salta fuori col mattarello in mano e bim e pum e pam sulla crapa del Magnan le salta fuori col mattarello in mano e bim e pum e pam sulla crapa del Magnan. Il Magnano tutto ferito non ha mosso neppure un dito senza chiamar turne avvocate se stagna la crapa al posto del pignar senza chiamar turne avvocate e se stagna la crapa al posto del pignar. Grazie mille al coro per la conclusione di questa giornata di festa. Inviterei, facciamo il bis, dopo concludiamo con l'ultima premiazione. Il capitan della compagnia ed è ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare i suoi alpini che manda a dire che non ha scarpe per camminare o con le scarpe o senza scarpe i miei alpini li voglio qua
in 5 pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma, che si ricordi del suo il quarto pezzo alla mia bella, che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fiori. L'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fiori. Un grande ringraziamento a lei. Vi ricordo che poi è presente uno spuntino per tutti i presenti